giornalista professionista della Nuova Venezia è rimasto del mattino, ma mi pare che stai continuando tranquillamente a scrivere gratis il Amore Dei, va bene così. E l'abbiamo già avuto ospite l'anno scorso, forse a gennaio di quest'anno, forse era gennaio, un anno fa circa, perché prima di questo libro ne aveva scritto un altro, Siamo tutti sulla cresta dell'onda, che parlava dei campi elettromagnetici visti non solo come aspetto negativo ma anche come aspetto dell'utilizzazione nella sanità. Non sono gli stessi. Sono molto più bassi, perché ho paura che mi sia messa avanti. Mi fermo subito. Ecco, e quindi oggi vi chiediamo se può buttarci dentro a questo fiume di notizie, farci le sue riflessioni. Devo fare una sottolineatura: di solito Renzo quando scrive è molto più pungente di quando parla, cioè, me lo dicono tutti. Ma perché non dice quello che scrive, si ferma un minuto? Ecco, noi ti chiediamo di andare una parola oltre invece, non fermare la parola prima. Bravi. Allora la parola oltre comincia dopo il libro, perché questo libro qua, sapete, è nato non per idea mia, perché l'editore La Terza, che io non conoscevo, mi ha telefonato dicendomi: lei non scrivete un libro sul Veneto con le robe che sa? Certo, ho detto io, era la primavera del 2011, il titolo della riflessione, un libro sul Veneto, che ha avuto successo perché in un anno e mezzo è stato ristampato 8 volte, quindi questa è l'ottava ristampa, commissionato da un editore di Bari. La dice tutta, non dalla Marsiglia, non dalla Marsiglia, sì, appunto. Insomma, questo libro era finito già all'inizio del 2012, poi c'è stato Bossi con i suoi cari, ho dovuto un po', non dico riscriverlo tutto, ma abbastanza integrarlo. Insomma, era finito nel 1° giugno 2012, è in libreria da quel momento. Però io però vorrei cominciare dal 28 febbraio 2013, perché il 28 febbraio 2013 c'è una conferenza stampa qua a Venezia in cui la Guardia di Finanza è nominato Arcilotto, il PM Stefano Arcilotto, informano che hanno arrestato Pier Giorgio Baita, Claudio Minutillo e un altro signore che si chiama Buson, che è un dirigente della Mantovani. Pier Giorgio Baita era l'amministratore delegato del presidente, si è rimesso dopo, e un altro signore che si chiama Colombelli, che è titolare della BMC Broker, una società di San Marino. Sono fatti che conoscete, immagino. Comunque per riassumerli, la Mantovani, che è la più grande impresa di costruzione del Veneto e una delle più grandi in Italia, si faceva fare fatture false da questa società di San Marino, che la Guardia di Finanza ribattezza cartiera, per carte false. La BMC Broker di San Marino fingeva di fare delle consulenze, la Mantovani pagava veramente queste consulenze fasulle. Perché a San Marino? Perché il Colombelli con la grande Minutillo andavano in banche, le banche di San Marino all'epoca erano nella blacklist, adesso non so, dice che l'hanno cancellata, ma a San Marino le banche pagavano cash, cioè ti davano i soldi in contanti. In 6 anni sono diciamo, i risultati delle indagini. In 6 anni hanno fatto in questo modo qualcosa più, circa 400 prelievi in banca, cioè praticamente addirittura 1,5 alla settimana, sempre più di 30.000 euro, mediamente 100.000 euro. Una volta hanno anche messo in pagamento una fattura e hanno tirato i soldi per 1.025.000 euro in contanti. Ora, se voi avete i soldi vostri in banca, andate a prendere i vostri soldi, non quelli che vi paga un altro, e volete in contanti, la banca non li dà. E invece a San Marino succedeva così: il Colombelli si tratteneva il 20%, che era la sua quota, diciamo la provvigione, e la Claudia portava a Padova, nel Veneto, l'80%, costituendo dunque un fondo nero.
che serviva per pagare chi cosa? Per pagare, dicono gli inquirenti, i politici, tangenti a politici, tant'è che i giornali, dopo quella conferenza stampa, siamo il 28 febbraio di quest'anno, i giornali del 1° marzo escono con 4 arresti eccellenti, odore di tangenti. Allora, sempre alla conferenza stampa di quel 28 febbraio, quando finisce, si forma come al solito un colloquio di giornalisti attorno al magistrato e uno gli domanda ma com'è che la giunta regionale del Veneto era venuta a conoscenza, cioè era in contatto con questa società di San Marino e il PM, che io all'epoca non conoscevo, non ci avevo mai parlato assieme, dice Ancillotto, questi intrecci qua sono spiegati benissimo nel libro di Mazzaro, I padroni del Veneto. Allora, cioè, io ho avuto il telefono per 2 giorni che bollivano un sacco di colleghi, soprattutto quelli delle televisioni. Arezzo deve assolutamente venire in trasmissione perché il libro è profetico. Ecco, allora io, grazie per la stima, però cortesemente ma decisamente respingo l'idea di essere un profeta, non è vero niente, neanche con l'occasione del tempo di tutto. Io non occorreva essere profeti, non c'era bisogno, bastava guardare quello che succedeva, era di fronte sotto gli occhi di tutti, non certo le fatture false, ma il fatto che poche persone, cioè poche imprese, sempre le solite, facevano tutti i lavori, tutte le grandi opere, da almeno 15 anni. Il passante di Mestre, non so, il Mose, gli ospedali, c'è tutto. C'è la Mantovani in testa, non so, Genova Impianti, la Siram, questi qua o da soli o si dice in associazione temporanea di impresa, lo studio Attieri di Tiene, insomma, questi qua figurano sempre loro. Allora, nella parte poi più, diciamo, robusta del libro si diceva esattamente questo, non la profezia, ma si diceva che non poteva esistere che poche imprese, sempre le solite, fanno tutto, perché anche se sono i più bravi non c'è più non c'è più libero mercato, non c'è concorrenza. Poi sono sicuramente più bravi questi qua, non a caso vincono, però vincono in tutti i casi, vincono sia che ci siano gare, se non ci sono gare ovviamente perché c'è l'affidamento diretto, se ci sono gare vincono se offrono di meno e perfino se offrono di più, cioè ci sono degli esempi che continuano anche, in cui adesso apro una parentesi, c'è un caso che riguarda la RUSL numero 7 di Pieve di Soligo, che ha in questo momento in funzione un appalto che scade nel 2014, cioè l'anno prossimo, per la manutenzione ordinaria degli ospedali della zona. Allora, l'ha vinto questo appalto la Siram, che è una di queste aziende che vincono sempre. L'appalto era l'offerta economicamente più vantaggiosa, che è un meccanismo particolare, poi lo spiegherò, ma insomma il risultato è che la Siram vince questo appalto che era per più di 3 milioni di euro, facendo un'offerta a ribasso di 2.600.000 euro. Il secondo classificato è un consorzio che offre 2.100.000, cioè 500.000 euro di differenza a favore di questo consorzio. Perché questo consorzio non vince? Perché questo appalto, che è appunto all'offerta economicamente più vantaggiosa, è un meccanismo diciamo diabolico, costruito apposta perché si dice se considero soltanto il prezzo, viene qua uno che offre col massimo ribasso, poi non finisce neanche il lavoro, non siamo neanche sicuri. Allora bisogna valutare 2 criteri, il prezzo e la qualità del progetto, e si attribuisce su 100 punti un tot al prezzo e un tot alla qualità del progetto. Se io attribuisco, come in questo caso
della Siram che vince a Pieve di Soligo il 65%, cioè su 100 punti 65 gli do alla qualità e 35 al prezzo. Voi capite che io, che sono l'impresa che partecipo, posso giocare, abbassare il prezzo quanto voglio, sempre 35 punti prendo. Poi arriva lui che ha il prezzo più alto, però sulla qualità c'è un bellissimo progetto, gli do 65 e lui naturalmente vincerà. In questo modo è stato affidato il progetto di manutenzione ordinaria. Ora qualcuno dovrebbe spiegarmi che qualità c'è nella manutenzione ordinaria. Si tratta di, se si rompe, non so, la maniglia della porta, bisogna cambiarla, si rompe una mattonella, c'è un rubinetto che perde, bisogna cambiarlo. Questa qua è la manutenzione ordinaria. Dov'è la qualità? La qualità è, non so, arriva l'impresario con la Ferrari, oppure arriva l'impresario con il camioncino. No, ecco, questa qua potrebbe essere la qualità. Da notare che proprio per evitare questa cosa qui, un assessore regionale che adesso si trova in cattive acque, che non è più assessore regionale ma è sindaco di Verona, si chiama Flavio Tosi, quando era assessore regionale della sanità aveva, siamo nel 2008, ha fatto una delibera in cui tutte le USL hanno l'obbligo di, nel caso di appalti all'offerta economicamente più vantaggiosa, di mettere il prezzo non meno di 60% punti e la qualità non più di 40%. Nel caso invece dell'USL 7 la qualità ha avuto 65, non 40, ha sfondato di ben 25 punti e il prezzo è andato giù a 35. Ho chiesto al direttore generale, che si chiama, adesso non è più nel Veneto, è a Torino, è Lino Del Favero, visto che, siccome poi cito questa cosa qui perché mi è capitato di scriverla ultimamente, come mai, cosa è successo? Allora lui dice, non mi ricordo più bene, devo chiederlo al direttore amministrativo, che non è più nemmeno lui, di Soligo e a Padova. Insomma, mi sono consultati e alla fine la risposta che è stata pubblicata, l'ho scritta perché li ho intervistati, è che questo tipo di appalti non fa parte, non rientra nella fattispecie prevista dalla delibera. Allora domanda a Coletto, l'assessore, il successore di Tosi, corrisponde? No, dice, rientra benissimo. E allora scusa, com'è che adesso faremo degli accertamenti? Ecco, questa roba qui è di alcuni mesi fa, gli accertamenti non hanno saputo niente. In ogni caso questo appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa scade nel 2014, ma è rinnovabile per altri 3 anni. Quindi il $500.000 diventerà €1 milione che noi, posso dire scemi, visto che voi volete che mi spinga a dire l'Europa, continuiamo a pagare senza neanche sapere poi. Va bene, no, sapendo magari, ma non sapendo come fare per mettere un bastone tra le ruote di questi meccanismi infami. Posso dire, mi spingo. Stavo dicendo, chiudo la parentesi, vincono sempre loro queste poche imprese, e questo era, e fanno praticamente tutto. Si può dire che siano i più bravi, sicuramente sono i più bravi, ma vincono perché sono i più bravi? No, qui dobbiamo essere chiari, vincono perché avevano e hanno un riferimento politico preciso, cioè hanno degli agganci, hanno goduto e godono di agganci politici nel padrone del vapore, nel direttore del vapore, nella sede del potere politico che gestisce queste cose. La prova del 9, che poi è riferita nel libro, è che se ricordate, nell'estate del 2009, quando Giancarlo Galan ci viene a sapere che Giancarlo Galan non sarà più il candidato presidente alle elezioni regionali del 2010 nel Veneto per il centrodestra, sarebbe stato Luca Zaia, perché Bossi e Berlusconi si sono messi d'accordo. È l'estate del 2009 e
a parte che Giancarlo Granda in depressione, non so, scompare, dicono anche i suoi amici nessuno lo trova più, vabbè. Però chi protesta non sono gli iscritti al PDL e neanche i dirigenti del partito, sono 12 imprenditori che non hanno niente a che fare con il PDL, poi si scoprirà che sono 11, se volete vi leggo anche i nomi perché sono riportati nel libro, i quali intercettano Berlusconi all'altezza di settembre-ottobre del 2009 di passaggio a Tessera, si chiudono in una saletta VIP e gli dicono: Presidente, tu non puoi dare il Veneto in mano alla Lega, perché questi qua non volevano fare il diversificatore, non volevano fare i passanti di destra, vi ricordate, volevano fare il turno, non volevano fare niente questi qua, cioè, questi qua vogliono fermare le opere, vogliono congelare il Veneto. E Berlusconi gli risponde: beh, andate voi a dirlo a Bossi, che perché lui aveva già fatto il patto. Allora questi signori escono dicendo Berlusconi pensa solo ai fatti suoi, come se loro pensassero ad altro. Comunque, per dire, i nomi sono riportati qui. Allora sono Enrico Marchi, Beppi Stefanel, Gianfranco Zoppas, Stefano Berardo, Pier Giorgio Laita, Luigi Cimolai, Bruno Mastrotto, Luigi Rossi Luciani, Giuseppe Ramonda, Paolo Fassa, Giovanni Mazzacurati. Ecco, cioè sono quelli che godevano di una rendita di posizione e temevano di perderla. Quindi non è che vincevano perché erano bravi, che lo sono di sicuro, ma vincevano perché avevano un aggancio, erano i più ammanicati. Voi potreste chiedervi anche, dopo è diventato presidente Luca Zaia, quindi questa faccenda qui della rendita di posizione è finita? Non mi tocca deludervi, perché è andata avanti. Perché come sempre si salta, soprattutto dagli imprenditori che lavorano e devono mantenere i contatti freschi con il padrone del vapore, si salta nel carro del vincitore. Infatti la prima cosa che fa Luca Zaia quando viene eletto presidente ad aprile, a maggio fa una visita ai cantieri del Mose e c'è una, come era abituato lui, adesso un po' di meno, riesce a movimentare i giornali non solo di tutta Italia, c'è mezza Europa, ci sono una roba tipo un centinaio di testate, televisioni che arrivano dalla Russia, dalla Germania e visitano, non so se vi ricordate, ci sono due motoscafi che portano i giornalisti del trucco televisivi al nido, poi c'è prima per terra, poi l'elicottero che li porta a turno a vedere le grandi opere dall'alto. Quindi si salda di nuovo la rendita di posizione e tutto continua fino al 12 luglio, quando c'è un'altra volta. Allora, nella prima, il 28 febbraio, viene decapitata l'impresa più importante di costruzione del Veneto. Il 12 luglio mettono in carcere, viene arrestato Giovanni Mazzacurati, cioè l'ingegnere capo del Consorzio Venezia Nuova, che è il concessionario unico dell'opera del Mose. Qua non occorre che spieghi io a voi che siete veneziani, che sono padovano, chi è Giovanni Mazzacurati e chi è il Consorzio Venezia Nuova, che ha la concessione unica a fare la progettazione di studi, di progetti e ad eseguire le opere, cioè tutto lui dal 1983. E Giovanni Mazzacurati dal 1983, prima direttore generale e poi presidente, è la persona che conta di più nel centro di spesa più importante che abbia il Veneto. Ma è uno dei centri di spesa più importanti d'Italia. Se pensate, mi sono segnato che il Mose, quando sarà finito, costerà 5 miliardi e mezzo diciamo in confronto il ponte di Messina doveva costare 3,8 nel primo conteggio fatto da Impregilo, quindi siamo ben al di là del ponte di Messina, e fino adesso ne sono stati stanziati 4.651 milioni di euro, 4 miliardi e 651 milioni.
Ma per dire chi è Giovanni Mazzacurati, nelle carte che la Guardia di Finanza sequestra quel giorno, il 12 luglio, c'è una lettera, questo qua è un capolavoro secondo me, del 2005, in cui l'allora direttore generale del Ministero dei Trasporti scrive a Giovanni Mazzacurati dicendogli più o meno, caro ingegnere, perché non mi nomina io una commissione di collaudo, perché questa voce piange nel mio reddito ultimamente, e mi dice, gli indica anche le ferrovie. Cosa c'entra Giovanni Mazzacurati, che è Mose, che è quindi bocche di porto, che è acqua, con le ferrovie? C'entra di sicuro, perché il direttore generale del Ministero dei Trasporti non può sbagliarsi, sta parlando del suo stipendio e si sta rivolgendo a uno che può nominarlo in una commissione. Quindi voi capite bene che nel 2005 Giovanni Mazzacurati era l'uomo che poteva gestire anche rispetto a Roma posizioni come queste, poteva, diciamo, garantiva i finanziamenti, distribuiva i finanziamenti, gli imposti, era insomma il grande vecchio, andiamo in cerca del grande vecchio, era uno dei poteri forti del Veneto. Siamo nel 2005. Quando si dice dunque dell'importanza di quello che è successo nel Veneto e sta ancora succedendo, nominando queste due inchieste, l'inchiesta sulla Mantovani e l'ingegner Baita, eccetera, e la Minutillo, e l'inchiesta sul Mose, si dice un fatto di importanza nazionale. Ora, la cosa stupefacente è che in Italia non se ne parla e il Veneto fa finta che non sia capitato niente, e non stia capitando niente, perché dovete sapere che nell'ordinanza di custodia cautelare di Giovanni Mazzacurati, c'è una parte che è coperta da omissis, cioè sono 740 pagine che parlano a lungo e largo di cose che vengono contestate e 400 pagine sono coperte da omissis, e secondo quello che si dice, quello che dicono, che fanno capire gli inquirenti, queste 400 pagine sono segretate perché hanno i nomi dei politici. Ma la magistratura, secondo me correttamente, non li fa conoscere perché cercano riscontri, quindi non si fa scappare i nomi, non li dice, aspettando di avere riscontri. Dunque è un'indagine che immagini di mandato di cattura. Diciamo che l'ordinanza è riferita a un rapporto di 740 pagine. In quel rapporto lì 400 pagine sono omissis. Il fatto che siano segretate è un comportamento corretto, però nel tempo stesso autorizza a pensare che non sia successo niente, siccome non ci sono i nomi, tant'è che una delle inchieste molto minore, che si chiama Il Pantano, che è venuta fuori a Padova, dove hanno, anche lì, non che non siano cose da poco, anche là c'è una corruzione, ma insomma 9.000 euro di qua, se mi dai il permesso di costruire, allora la busterella 20.000, cioè non che, ripeto, non siano soldi, non sia una corruzione da denunciare, da reprimere, ma niente a che fare con le cifre che corrono con il Consorzio Venezia Nuova. Ha avuto più diciamo, risonanza Padova rispetto a quello che sta capitando a Venezia. Vi dirò di più, mentre il Veneto fa finta di niente, anche l'Italia sta zitta. Mi hanno fatto notare, nella rassegna stampa del Ministero di Grazia e Giustizia, la parola Mantovani è, almeno era fino a 4 settimane fa, citata 2 volte, mentre le escort di Bari,
era una caterva di riferimenti. Ora, la rassegna stampa del Ministero di Grazia e Giustizia è una rassegna stampa che si legge soltanto se hai una pass, cioè è riservata agli addetti ai lavori. Un conto è se facciamo una rassegna stampa di gossip, non so, dei settimanali, e un po' a tutti, allora si capisce. Ma il fatto che nella rassegna stampa di un organismo importante, istituzionale, come è il Ministero di Grazia e Giustizia, l'inchiesta Mantovani, che è importante perché tocca un ganglio fondamentale della spesa pubblica nel Veneto, non solo, ma anche in Italia, sia citata soltanto 2 volte, depone molto a sfavore dell'attenzione che viene riservata. Alla domanda come mai, la magistratura di Venezia mi risponde non è cattiva volontà, è soltanto il fatto che prevale una visione burocratica. Non so se è così, perché la stessa risposta viene data a un altro fatto secondo me preoccupante. Il comandante della Guardia di Finanza che ha diretto queste 2 inchieste, che era il colonnello Nisi, è stato trasferito a settembre. Ora, se fosse capitato a Milano avrebbero detto stanno distruggendo il pullman in vita, e invece da noi abbiamo detto, noi veneti anche, noi giornalisti veneti, noi giornali veneti non abbiamo colto il meccanismo, abbiamo accettato la versione diciamo normale, siccome era previsto che fosse trasferito dopo 2 anni di permanenza qui, è finito il suo tempo ed è stato trasferito senza nessuna malignità. Lui l'ha fatto capire nell'intervista a Rai 3. Ho paura che l'inchiesta che ho istruito non proceda con i tempi che avevamo previsto. L'ha fatto capire, però insomma è rimasta così. Sì, non può essere lui che dice di se stesso, avrebbe dovuto scattare un meccanismo, qualcosa di diverso, e questo è una cosa che io dico anche per me, che non sono stato attento, che per quanto poco avrei potuto dire o scrivere qualcosa di diverso, perché c'è un problema di vigilanza civica, cioè tutte le cose che sono venute capitando in questi 15-20 anni di cui è pieno questo libro, ma di cui continuano ad essere anche piene le cronache, sono avvenute perché noi eravamo occupati a fare dell'altro, eravamo distratti, o forse chi di noi guardava non capiva la necessità di fare un fronte comune, cioè bisognerebbe che una reazione o una vigilanza o una sensibilizzazione fosse non singola ma fosse collettiva, sprigionasse un'attenzione di tutti. Io sto andando un po' de Breton, comunque un altro aspetto che si potrebbe intanto mi auguro che voi abbiate domande da fare, così mi aiutate a mettere un'altra cosa di cui si parla molto è il project financing. Questa cosa del project, proprio l'altro ieri c'era qui a Mestre un convegno organizzato da Lega Ambiente in cui un signore che si chiama Ivan Cicconi, che è un ingegnere ed è molto ferrato su questa faccenda, parlava anche dei risvolti del project dell'ospedale all'Angelo. Allora, per fare una sintesi e dire le cose in modo che si capiscano, il project finance sarebbe un meccanismo, vuol dire finanza di progetto, tra l'altro non esiste neanche negli altri paesi, diceva Cicconi. Il project finance come dizione sarebbe, detto in inglese, sarebbe come se l'italiano va a Londra e ordina al ristorante la zuppa inglese, che non è un piatto che esiste in Inghilterra, e anche se tu lo chiedi in inglese non è che te lo danno perché non c'è. Allora noi ci siamo inventati il project finance come meccanismo che vuol dire semplicemente una concessione. Allora
si rinvia a un articolo tanti tagli del codice degli appalti che parla soltanto di concessione. Allora, funziona così: quando l'ente pubblico ha finito i soldi, e noi siamo in questa triste situazione perché nessuno ha più soldi dei comuni, province, regioni, lo Stato, e c'è da fare un ospedale, perché poniamo che l'ospedale serva e ne abbiamo bisogno, arriva il privato che dice: tu l'ente pubblico non hai i soldi per fare l'ospedale, non preoccupati, li ho io, tu quanto hai? Mettiamo che sia 100 il costo dell'ospedale, hai 10, tu metti i tuoi 10, io che ho delle banche che credono a me ne metto i 90, ti costruisco l'ospedale, poi te lo gestisco, tu naturalmente lo usi, mi paghi un canone d'affitto finché non hai esaurito i soldi che ci ho messo io, mi dai il mio giusto guadagno, e io poi anche posso gestire in concessione i servizi, i vari servizi. Ora, le cose sono andate così all'ospedale all'Angelo di Mestre, che è il primo ospedale in Italia costruito in Project Financing. Il Project Financing, mi pare che il costo sia stato 250, cos'era? 150.000. 130, 120. Perfetto. Però dopo 24 anni, no, 30 anni. Sì, dopo 30 anni noi contribuenti veneti, non solo veneziani, pagheremo 1 miliardo e 200 mi pare. Sì. 1 miliardo e 650 milioni. Grazie che sei preciso. No, non dico sono. Guarda, perché le cifre sono. C'è l'articolo? Ma non è solo questo. Il gestore, cioè la società di progetto, che è insieme di Mantovani, chi c'era, e altre imprese, che ha avuto l'idea, ha avuto i soldi dalle banche, ha realizzato lo stabile e lo gestisce per i 29 anni adesso che mancano, gestirà anche 14 o 15 servizi che sono, non so, la ristorazione, il parcheggio, un sacco di cose. Allora, lo fa in esclusiva, ma metti per la ristorazione la società di progetto si trova, appalta a sua volta questo servizio al massimo ribasso, dunque arriva uno e che io lo metto a 100 e mi offre 70, il 30, io sono la società di gestione, me lo tengo io, non è che lo do al pubblico. E dunque questo meccanismo qui, se dopo 3 anni mi rompo le scatole, licenzio sto tizio e chiudo il contratto e faccio un'altra gara, sempre al massimo ribasso, cioè io che non ho fatto un fico secco, se non fare da tramite, realizzo la differenza. In questo modo abbiamo il risultato che si strozza il mercato, perché chi paga sono le piccole aziende, e ingrassiamo soltanto questa società di progetto, della quale non è noto, perché una delle caratteristiche del project è che non si riesce a capire bene, a fare i conti bene di quanto guadagnano, perché loro dicono abbiamo investito una parte dunque del guadagno e il giusto rendimento che deve avere il denaro, c'è la banca che deve essere ripagata, poi sono io, poi sono delle società di servizio. E un'altra delle cose secondo me superbe è che il contratto che l'azienda ospedaliera ha con la società di gestione non è noto, è coperto da privacy, non può essere conosciuto, non ce lo danno da vedere. Questa cosa è una cosa machiavellica, perché c'è anche qua il suo motivo. La privacy scatta perché è un contratto privato fra un'azienda ospedaliera e un pool di imprese. Se io faccio un contratto e lo do all'universo mondo, i miei concorrenti verrebbero a sapere delle cose che sono riservate, che mi danneggerebbero. Insomma, per questo motivo qui
il contratto non viene reso noto, ma noi siamo quelli che pagano e noi contribuenti avremmo o noi il diritto di sapere non solo quanto paghiamo, che non sappiamo neanche questo, ma anche quanto per voce. Ecco, questa battaglia qua l'hanno fatta all'ospedale di Sant'Orso, che è un altro degli ospedali costruiti in Prozza Fenassi. Sant'Orso è un paesino che sta fra Schio e Tiene, dove nel dicembre del 2003 d'improvviso si viene a sapere che deve nascere un ospedale. Allora, l'ospedale, questa comunicazione qua viene data a cena dalla Via Sartori, che è un parlamentare di cui avete sentito parlare, del PDL, europarlamentare, all'epoca, europarlamentare ancora all'epoca, a casa, la cena è a casa della Nadia Palazza, che all'epoca era una consigliera regionale di Forza Italia di Vicenza. Allora Nadia Palazza organizza questa cena, c'è un po' di gente lì, c'è la Via Sartori, ci sono l'assessore regionale della sanità dell'epoca che era Fabio Gava, l'assessore ai servizi sociali che era Antonio De Poli, e un tot di sindaci, c'è Caffi che era il direttore generale di Tiene Schio del Blues 4 e la Via Sartori dice che si farà un nuovo ospedale, perché c'era un ospedale a Tiene, c'è un ospedale a Schio. All'ospedale a Schio stavano già spendendo soldi perché avevano già speso una roba tipo 40 milioni per la nuova piastra chirurgica, cioè due sale operatorie in più, ma insomma per la necessità di non hai capito bene, sì, no, ho capito benissimo, volevo dirlo perché per la necessità di mantenere il consenso la Via Sartori ritiene non poteva premiare Schio, perché Schio era una zona tra virgolette rossa, cioè la maggioranza di centrosinistra. Allora si sceglie Sant'Orso. A Sant'Orso i sindaci della zona imparano quella sera che c'è la necessità di fare un ospedale, dicono tutti sì, l'ospedale viene fatto e viene fatto con lo studio Altieri, lo fa Mantovani, lo studio Altieri di Vittorio Altieri, che è compagno, adesso è morto, pace l'anima sua, però all'epoca era compagno della Via Sartori, che è lo studio professionale che progetta. Ecco, là ci voleva fare indovino nel 2003 per capire che erano tutti d'accordo. L'ospedale viene fatto tranquillamente e viene inaugurato l'anno scorso ad aprile. Tra parentesi, la pianificazione regionale non sapeva che aveva bisogno di fare un ospedale lì e allora ne prende atto, cioè la regione prende atto successivamente che c'è da fare un ospedale, lo inserisce nella pianificazione e l'ospedale viene fatto, viene inaugurato in aprile. A dicembre bisogna pagare la prima rata mi sembra dell'anno scorso, 2012, la prima rata del canone di utilizzo. Sono una roba tipo 16 milioni di euro più IVA eccetera, insomma si avvicina a 20 milioni. L'US numero 4 non ce li ha, però bisogna pagare perché questa qua è una cambiale che hai firmato e devi pagare. Come recuperare i soldi? Tagliando tutte le voci della sanità morale. I soldi che dovrebbero servire per la pelle servono per i muri. Questa è la conclusione che non mi piacerà. E però sta andando avanti per altri 24 anni. Qui è il progetto dura 24 anni. No, mi ha segnalato uno specialista, uno che si è messo a guardare i conti, che c'è anche un'anomalia, cioè un errore, nel senso che quando si dà in prodotto finanzi, cioè questo è un meccanismo, poi c'è l'IVA, compare l'IVA, mentre quei contratti, questo me l'ha detto un ex amministrativo sanitario, diciamo di licenza, che non ci sarebbe l'IVA, cioè nei contratti che loro fanno tipicamente di affidamento dei servizi sanitari, l'IVA non c'è. Per cui c'è un ulteriore danno. Il paradosso è che di circa 400 milioni di euro che sono
le spese in chiaro proprio di canone, perché poi gli altri sono di servizi e si arriva a miliardo e rotti, però non potrà vedere solo quello. Il canone da 400 milioni sarebbe da 2,70, non so, perché molte spese sono di IVA che non ci sarebbero, quindi c'è anche questo. Quindi proprio anche semplicemente facendo i conti della serra dicendo c'è l'IVA non c'è l'IVA hai sbagliato. Ecco, allora a rinforzo di questa tesi che dice che noi ne sappiamo poche, ma voglio dire il manovratore regionale ne sa ancora meno. Il manovratore regionale, cioè il legislatore, cioè diciamo in generale la Regione Veneto presa come soggetto che interviene, non è a conoscenza di queste cose, è nelle mani della società di progetto e della banca dietro. Per dire, nel 2009-2010 la Commissione regionale della sanità del Consiglio regionale ha fatto uno studio equiparando, cioè confrontando 4 project financing. C'è uno studio che potete trovare anche in internet, dal quale si salta fuori che la rendita che dà il project a chi ha investito è fra l'8 e l'11%, cioè il denaro che queste imprese e le banche hanno messo dentro nella costruzione di un ospedale ha una rendita fino all'11%, cioè immaginate voi avete dei soldi, provate a darli da qualche parte e trovate qualcuno che vi restituisce, che vi dia una rendita dell'11%. Ma quando io ho provato a chiedere, siccome era ancora 2010, ho provato a chiedere a Pier Giorgio Baita, che non era in vincoli ancora, ma era libero, com'è questa cosa? Lui mi ha detto non fidarti di quello che dicono i consigli regionali, perché lì non c'è nessuno che capisce niente. Detto da lui mi pareva perché stai attento, perché non è vero, lui ti fanno confusione, perché un conto è l'interesse della banca, un conto è l'interesse di argomentare in questo modo, però aveva del legislatore regionale questa bella opinione. Quando io ho provato a dirlo al presidente della commissione sanità, che è Leo Padrin, era ed è ancora lui ha detto sì, ma cioè, mi dava l'impressione che aveva più ragione Baita, cioè Baita la sapeva più lunga di lui, di noi, insomma, alla fine. Una volta che la Commissione ha fatto questa inchiesta, l'ha fatta, l'ha conclusa, ha detto che c'è l'8-11% di interesse. Il risultato? Allora, il risultato era, e siamo alla fine del 2010, era che questo studio doveva essere preliminare a un intervento per cambiare questo meccanismo. Arriva Luca Zaia, che è come col vento in poppa, decisissimo a chiudere, anzi a rivoltare come un cazzino, diceva, questa cosa dei project, perché non era sopportabile che il privato avesse tutto questo ruolo, eccetera. Cos'è successo fino adesso? Niente. Come mai? Domanda fatta a Luca Zaia. Risposta: non c'è niente da fare, purtroppo, perché i contratti sono blindati e tu, se ci metti mano, devi pagare una penale, eccetera. Non conviene. Non conviene. Come sai, con gli F35, con queste cose qua, aspetta, ti posso controorientare. Allora, io trovo un dibattito con Ivan Cicconi, che è questo ingegnere che ho citato prima. Siamo a Verona, 20 giorni fa, c'era anche Robredo, che è il capo della procura, il sostituto procuratore, che è quello che ha fatto le indagini di Milano, anche relative alla fiera all'Expo di Milano, con la partecipazione di Mantovani, che è presente direttamente, ma è colluso con una
società infiltrata dalla 'ndrangheta, e anche lì c'è un problema grosso, per cui Pisapia non voleva più parlare con la Mantovani, cercava di liberarsene, invece Robledo diceva che no, loro risultavano puliti, diciamo, tra virgolette. Era l'altra impresa che infatti hanno tagliato e non partecipa più a questa associazione di impresa con la Mantovani. Ma in questo incontro, in questo dibattito, Ivan Cicconi dice che primo, il project financing è una forma contrattuale che non esiste perché si rifà alla concessione. Secondo, basta rivolgersi a un tribunale e ti fa saltare subito il meccanismo. Dico, scusi, domando, ma se sono 2 anni, sono 3 anni, 2 anni, ormai 3, che la Giunta regionale del Veneto, questo Ivan Cicconi è di Bologna, dico, lei frequenterà proprio il Veneto, però nel Veneto ci dicono che i contratti sono blindati e non è possibile metterci mano. Dice, basta che uno denunci questa cosa di fronte a un tribunale e si entra immediatamente nello specifico. C'è la possibilità, insomma, di intervenire a livello diciamo di carattere quantomeno processuale attraverso la magistratura. Perché però mi viene da domandare perché Luca Zaia non ha percorso questa strada? È male informato, ha consiglieri che non sono all'altezza o non gli conviene farlo? Gli conviene dare una spiegazione? Chiederà chissà cosa fare. Chiederà chissà cosa fare, chissà dirà, secondo te, visto che ci siamo, andiamo avanti. Ma mai se ne parla persona, sta un sbaglio, sta roba della magistratura, dirà chissà, immagino. Ecco, una delle cose, ad esempio, che circolavano in Consiglio regionale a proposito dirà. Allora, l'assessore Donazzan diceva, avete visto che Giancarlo Galan ha fatto spostare il colonnello Nisi per via del fatto che era una decisione burocratica e non invece decisa da una mente. Quando era arrestato Galan ha dichiarato pubblicamente adesso arriveranno da me, non so se te lo ricordi. Sì, gli hanno chiesto, ma secondo lei verrà interrogato? E se verrà interrogato cosa dirà? E lui ha risposto, sì, penso di sì che mi interrogheranno, io a posto loro chiamerei Galan, cioè non è che spavaldo, dopodiché non è con le battute che si salva, ma Giancarlo Galan è abituato e ha sempre fatto sì, il bruffone, se vogliamo dire, anche per esempio per la sua villa, una volta una villa che desta oggettiva, come dire, perplessità di fronte alla sua denuncia di redditi, perché, come dire, non c'è un confronto, non c'è un paragone fra i costi presumibili e le cifre dichiarate. Lui ha sempre detto, quando gli hanno chiesto ma quanto costa questa villa? Ma no, tutto, va bene, faremo, si è sempre cavato con una battuta in sostanza, o dicendo faremo una colletta, oppure ma ho mia moglie che lavora, mi aiuta, oppure sono ricco di famiglia, oppure adesso venderò la barca perché non so più come fare per pagarla dopo che aveva perso il seggio diciamo di presidente della regione. Oppure come Scaiola gliel'hanno regalata e lui non lo sapeva. Non lo sapeva. Volevo dire una cosa, parlando dell'ospedale dell'Angelo, pagano 55 milioni all'anno, quindi per 30 fa 1,650, come conti. Però la cosa che a me preoccupa, ho letto tutta la storia dell'ospedale, è ma non si può andare a riprendere in mano questi contratti, chi li ha fatti? È quello che si dice. Perché no, cioè oltre il miliardo e 650 milioni prendono anche le concessioni, cioè le gestioni di alcuni servizi, cioè, e pagano messi privati.
120 milioni, siamo pazzi. Cioè, non hanno messo niente, hanno messo le banche di no, però cioè, loro con 120 milioni hanno fatto questa operazione. È allucinante. Ma non, cioè, ci sarà qualcuno che è responsabile di questa cosa, no? Perché usano i soldi nostri. Cioè, capisci? Usano soprattutto i soldi nostri, ma ci sono i soldi nostri. E noi abbiamo prenderci, non lo so. Bravissimo. Beh, si sa chi sono, Infatti c'è Cicconi che dice una cosa, lui dice che l'aspetto secondo lui più grave è che si configura come debito pubblico non esibito, cioè sommando tutti i frodi che stanno venendo fuori, sono pezzi da miliardi di euro, quindi sommando anche tutte le strade, tutti i meccanismi, vengono lì a fare una stima in 200-300 miliardi di euro in più in Italia, e quindi questo, siccome stiamo già esplodendo come debito pubblico, vorrebbe dire che il debito non è a 133 ma a 150, quindi siamo, come dire, anche a rischio, e questo si configura come un pericolo gravissimo, perché il contrarre un debito su questa scala per piccole realtà mette in crisi la struttura, cioè la regione Veneto, l'US 4, le varie US non ce la faranno nei prossimi anni, dovranno, quindi è questo il problema. Allora uno dice, ma in effetti chi ha firmato questi contratti? Non è che io sono lì, Presidente della Regione, posso firmare un contratto che impegna tutti a pagare, dico io, 20 miliardi di euro nei prossimi anni. Cioè, chiaramente è nullo il contratto, nessuno se lo prende in mano, a lui gli faccio danno erariale, lo denuncio e comunque blocco tutto il meccanismo. Uno immagina, poi sul piano legale non lo so. Ma guardi, è esattamente questo il problema, perché io mi trovo di fronte, come ho cercato di dire, una versione che è quella, noi ci troviamo di fronte, una versione che è quella di Luca Zaia, che è presidente di questa regione, c'ha 2700 persone che lavorano per lui in due uffici legali, c'avrà degli avvocati, si è informato, c'ha pure dei consulenti privati, avvocati, e mi dice che i contratti sono blindati, non posso fare niente. E c'ho questo Ivan Cicconi che è un esperto che mi dice che basta rivolgersi alla magistratura per far saltare questo primadello che non esiste. Queste posizioni così contraddittorie andrebbero comunque portate al vedo. Cioè nel senso che chi è che va a fare le risposte alla magistratura? Questo qui è uno dei punti che Cicconi non diceva, dovrebbe essere, non possiamo essere noi, dovrebbe essere una parte del contratto, di quelli che hanno fatto il contratto, quindi dovrebbe essere, la palla tornerebbe a Luca Zaia, che dovrebbe dirci perché, per come, ma adesso che lui si fidava soltanto, adesso faccio una battuta, di Massimo Marvestio, che è un avvocato di Treviso, ma Massimo Marvestio ha deciso di trasferirsi a Malta e quindi ha perso il consulente, e quindi non so, gli toccherà probabilmente Massimo Marvestio quelli che vorrà fare la 27 fino a Monaco, cioè fa parte di quel giro, insomma, delle grandi opere. I cittadini, una classe, sono i cittadini quelli che pagheranno. Ecco, c'è un comitato che secondo me lavora benissimo, che è molto attivo e cerca di darsi da fare attorno all'ospedale di Sant'Orso. Questo comitato qui, se volete poi potrei anche darvi i riferimenti, ha presentato da poco un esposto alla Corte dei Conti che è sulla linea di quello che dicevamo adesso, a nome di cittadini c'è una petizione che ha una roba tipo 13.000 firme, una cosa del genere, quindi sono molte, riferite all'ospedale nuovo di Sant'Orso per mettere in moto il meccanismo di rivalsa sugli amministratori che hanno aperto questo fronte di spesa assolutamente spropositato rispetto, fra l'altro, alle capacità di pagamento che ha l'USL, il numero 4, la quale infatti bussa a quattrini dalla regione, cioè dal sistema sanitario regionale, diciamo, con il risultato che Luca Zaia prima gli ha detto sì, non preoccupatevi, siamo tutti noi che pagheremo, poi gli ha detto no, l'ospedale è vostro, con i soldi che vi diamo, che avete voi come
il riparto regionale, cioè il riparto del fondo regionale, la vostra quota, con quelli vi pagate i 14 milioni più IVA eccetera della rata per 24 anni. Per cui Ci toccherà anche noi all'estero. secondo me potrebbe essere un'idea, potrebbe Sì, essere già comunque una cosa da chi- valutare in ogni queste caso. cose le sta studiando, solo che non è arrivato il punto di denunciare, di arrivare a... Sono state fatte anche delle denunce politiche. Il 5 Stelle ha fatto un volantino tutto solo sulla base financial. Conosco chi l'ha steso, è l'ex segretario amministrativo di Adria. Prima che facessero proprio l'ospedale. Questa non è finita ovviamente. No, però lì sarà un limite, perché se io sono un politico, un amministratore, firmo un contratto che mi impegna, mi posso firmare per qualunque cifra. Ci sarà un criterio che rende nullificabile il contratto, perché ho superato le mie disponibilità. Di questo di buon senso, non di legalità. Bisogna capire il contratto come è fatto, cioè non ho la minima idea, non so neanche come funzioni l'incarico, come sia nata questa. So che per esempio nel caso di Sant'Orso c'è una società che si chiama Summano Sanità, che è quella che unifica le imprese che hanno contribuito a fare l'ospedale ed è quella che gestisce adesso l'ospedale, quindi È una delle 42 che ha, dove c'è Baita, che ho fatto la misura, ne ha 42. Infatti Baita Mantovani ha costruito anche l'ospedale di Sant'Orso, ma non è l'unico fronte, perché a parte di Baita si parla moltissimo, si parla poco per esempio delle assicurazioni. Allora anche quello è un fronte mica da poco. Pensate, noi veneti paghiamo 80 milioni all'anno per la responsabilità civile degli ospedali. Allora, per la polizza di copertura di questi rischi, cioè se il medico sbaglia l'intervento, eccetera. Di questi 80 milioni, 25 sono mediamente quelli pagati annualmente come premio. Gli altri 55 sono soldi che la compagnia di assicurazione e il broker si tengono. E non c'è un rischio catastrofale. Qual è la compagnia di assicurazione che viene scelta? Com'è che viene scelta? La Regione Veneto si affida a un broker. Il broker scelto dalla Regione Veneto è l'unico in Italia, mi hanno detto, uno dei pochi, scelto senza gara. Questo broker si chiama Assidoge, piccola compagnia di Milano. Assidoge, capitale sociale 10.000 euro. Allora, questa compagnia di assicurazione pilota gli 80 milioni all'anno verso la compagnia che firmerà il contratto. Erano i Lloyd di Londra, dopo ci sono stufati perché adesso sapete chi è? È City Insurance, si chiama, è una compagnia di Bucarest che però è italiana. Allora è fatta con capitale italiano, infiltrata dall''ndrangheta dalla camorra napoletana, che ha scelto di iscriversi all'albo delle compagnie di Bucarest pur lavorando in Italia. Perché andare a Bucarest? Perché a Bucarest tu puoi fare l'assicurazione in sanità con criteri differenti e molto meno restrittivi di quelli che sono richiesti in Italia. Tant'è che i contratti, che anche quello del Veneto, ma anche City Insurance opera in altre regioni, in Sardegna, nelle Marche, mi sembra anche in Umbria, in Emilia Romagna mi pare, o in alcune US dell'Emilia Romagna di sicuro, cose descritte nei giornali dell'anno scorso, è stata
diciamo, colta, è stata denunciata perché priva delle caratteristiche per operare nel settore della sanità. Ci sono state delle indagini giornalistiche e alla fine la Guardia di Finanza ha sequestrato a metà dell'anno scorso, come si dice, reso nullo il contratto che anche il Veneto ha con questa compagnia. Il Veneto doveva pagare 76 milioni di euro e stava pagando la prima tranche, e è arrivata la Guardia di Finanza congelando il contratto e mettendo sotto analisi i conti di questa, e quindi salvando il Veneto da una spesa che andava, non si capiva bene verso dove. Da quel momento noi siamo in autoassicurazione, cioè ogni USL che aveva quel contratto, che è quello catastrofale, cioè per i grandi eventi, per gli eventi più costosi, mette da parte dei soldi per far fronte all'evenienza. Però noi abbiamo sempre il Assidoge come broker, e Assidoge si calcola anche la propria provvigione. Intanto il contratto non è noto fra Assidoge e le compagnie, perché la gara dovrebbe essere europea ma va sempre deserta. Come mai? A domanda Assidoge risponde: perché le compagnie non vogliono assicurare la sanità, è una spesa troppo alta. In realtà fanno fallire la gara, la fanno andare deserta perché la trattativa privata copre, dalla curiosità nostra, quello che loro decidono. In particolare copre la provvigione. Allora, Assidoge quanto guadagna di questi 80 milioni all'anno? Secondo il Consiglio regionale del Veneto, non secondo me, che ne ha parlato, la provvigione va dall'11 al 13%. Nei confronti del Veneto, in Friuli, il broker scelto con una gara ha una provvigione dell'1%. Fate conto anche 10% di 80 milioni o di 76 sono 7,6, sono 8 all'anno. Ora, se io sono il broker scelto senza gara e lui mi ha scelto, lui è la regione, io gli sarò grato come minimo, o no? Ecco. E dentro questo Assidoge c'è Cremonese per esempio, no? No, c'è uno che si chiama, Assidoge è il nome messo davanti, dietro c'è uno che si chiama Pesce, Gianni Pesce, che è lui è un padovano, ha una compagnia di assicurazione, è un broker più importante, diciamo, ma molto defilato. Nel libro si parla anche di come queste persone gestiscono questi contratti, si trovano ogni anno nelle isole Brioni, ci va Giancarlo Grandi, compagnia, e c'è anche Monsignor Andreatta, quello è un trevigiano ed è il presidente dell'Opera Pontificia Turismo, non so che, comunque del Vaticano. Gestite i soldi che hanno dato allo Stato per il Giubileo. Sì, è anche per il Giubileo, sì. È un tipo molto aperto e poi alla fine di questi incontri loro ci filmano e regalano il CD ai partecipanti. Io ho visto un CD perché poi queste robe qui non è che le so perché le ho orecchiate. Voi vi ricordate il CD di questa manifestazione? Loro ogni anno si trovano a Brioni, che sono il gruppo di isole dove andava tipo molto selettive, e danno il premio al Veneto dell'anno. Si premiano Tizio e Caio, si premiano tra di loro, insomma. Il premio spero di no, spero che tireranno fuori i soldi loro. Comunque, e lì si incontrano, ci sono
direttori generali dell'USL che vanno lì e si crea quell'ambiente così, diciamo, di compagnia, grazie al quale poi è molto facile chiudere anche accordi diversi. A me è capitato di andare a presentare il libro a Milano e annuale, no, era a Milano con il c'era stato male, vabbè, e c'era uno di Milano no, ho detto di no perché lo ha in Milano. Allora ero invitato dal Lions Club Tempesta di Ghinoale e parlando del broker era venuto fuori, ho raccontato questa cosa dell'1% della provvigione in Friuli e dell'11-13% qua in Italia, poi in Italia, qui nel Veneto, poi sì, c'era anche una cena, si chiacchiera e uno viene a dirmi sono già nei pesce. No, viene a dirmi io ho lavorato per Acidotesa, se vuole le dico anche, lei si sbaglia, non è dall'11-13%, Acidotesa lavora con il 30%. Perfetto. No. Perfetto. 30%. No. Me l'ha detto un signore qui, dice guarda che io li conosco, lavoro con loro. Io mi riferisco, ma non so neanche chi fosse questa persona qui, però era abbastanza attendibile, anche perché mi ha detto in Friuli non sono all'1%, sono al 10-11%. Si manterrebbero comunque le proporzioni. Beh, posso anche dirvi un'altra roba, che questo libro qui non ha avuto una smentita. Beh, mi sono soddisfazioni perché Se non sei in carcere, l'unica smentita ho dovuta farla io, cioè l'unica rettifica è che ho scritto che il passante di Mestre era costato 600, era partito con 600 e poi era arrivato a scusate, trovo la pagina, era arrivato a 850, era partito con 650 milioni di previsione ed è arrivato a 850, perché mi sono fidato della regione Veneto e invece mi ha chiamato uno subito a giugno dell'anno scorso, appena ero uscito il libro, dicendomi guarda che sei sbagliato, controlla nel sito ufficiale dell'ANAS. Ho controllato, allora il costo è 986 milioni e 400 mila euro più IVA, cioè abbiamo superato trionfalmente i 1.000 milioni, quindi il miliardo. Questa è la rettifica che ho fatto poi nelle successive edizioni. Il Mose invece, quando era previsto l'inizio? Il Mose che ho detto prima, Previsto all'inizio? all'inizio no. Non si sa. No, mi pare di averlo citato anche in un pezzo scritto da poco. No, era 1 miliardo e 800, 2 miliardi, 3 miliardi, poi è arrivato a un certo punto, hanno chiuso, col prezzo chiuso, a 5 miliardi e mezzo. Già spesi. No. Questo è il prezzo chiuso, non deve costare di più. Fino adesso sono stati scuciti 3 miliardi 704. A settembre hanno autorizzato il CIPE altri 947 milioni, quindi in totale sono spesi dei 947 milioni, andavano a chiudere 500 milioni che erano già stati spesi dal Mose, quindi Mauro Fabris, il successore di Mazzacurati, ne aveva bisogno assoluto, tant'è che quando viene arrestato Mazzacurati uno dei contraccolpi immediati è che al Mose mancano soldi, perché le banche hanno arrestato il presidente si era dimesso 15 giorni prima, anche una coincidenza, fate conto se non lo sapeva, e allora mancano i soldi, per cui tutta l'estate Mauro Fabris si trova nella necessità di cacciare i soldi, trovare i soldi per le imprese, avendo le banche che avevano chiuso i rubinetti. Arriva con l'evidenziamento di CIPE a settembre e autorizza 947 milioni di euro.
500 proprio vanno subito a chiudere i buchi che erano stati le banche, si risollevano eccetera, e avanti così fino a 5.500 milioni dovrebbe essere. Questo da me va il prezzo chiuso. È una domanda da ignorante e poi... Ma siamo tutti ignoranti e povereti. No, nel senso, quando parlo, questo diciamo la situazione l'hanno fatto, per cui arriva la Guardia di Finanza, arriva chi deve fare i controlli e verifica che c'è illecito, eccetera. Ma quando partono queste cose, i progetti, il project financing, Zellarino, la Orte Mestre, l'ultima, insomma, eccetera, eccetera. Quando partono queste cose qua, la domanda è perché la banca non finanzia l'ente ma sì il privato? Uno. Seconda domanda, vuol dire che la banca sa che c'è in guadagno in qualche modo a finanziare il privato, il quale a sua volta guadagna d'accordo in collusione con l'altro con cui fa il contratto a spese nostre. Cioè questa non è una domanda, è la scatola cinese. Lei si è già risposto. Sì, ma questa è la scatola cinese con cui funziona poi tutto quanto. Perché... Ma c'è una cosa anche in più, perché non solo le banche, ma anche la Cassa Depositi e Prestiti, che la Cassa Depositi e Prestiti finanzia Baita, finanzia la Mantovani, ma non finanzia la Regione Veneto. Sì. E parliamo di motivo, la Cassa Depositi e Prestiti non è mica una banca, cioè non è mica una banca privata, è una banca sì. Non si può mettere un vincolo legale, legislativo a queste maniere. Io ho cercato di informarmi per quanto mi riguardava da economia e poche risorse, cioè da giornalista veneto, cercare di capire come funziona la Cassa Depositi e Prestiti. C'era uno dei consiglieri che si chiama Antonio Finotti, che è presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Padova. Non mi ha detto io, guarda, mi sono dimesso, quindi però se segnalo, ho citato Finotti non per caso, cioè dentro la Cassa Depositi e Prestiti ci sono i banchieri, ci sono le banche private che determinano, quindi se, come ha detto lei, a finanziare un project financing dico Mantovani per dire tutti, ho un guadagno, perché devo andare a finanziare un mutuo, non so, oppure un prestito a questa miserella Regione Veneto che mi pagherebbe molto di meno? Andrò a finanziare dove ho un guadagno maggiore. Anche perché la prova del nome è che comunque li tiriamo fuori i soldi, cioè se non ci fosse la gara, non dessimo garanzia a livello di cittadinanza, di ente pubblico, eccetera, eccetera, se non la dessimo, comunque il progetto non potrebbe partire, perché non sarebbero coperti i costi, o no? In ogni caso la prova del nome è che se ci fosse la possibilità di fare un contratto diretto con la cittadinanza, diciamo pubblico, le banche lo farebbero, e invece perché non lo fanno? Perché hanno guadagni di qualche modo. Senz'altro, perché il fatto stesso che il contratto sia sottoposto a questa assurda cosa della privacy, cioè ci toglie a noi, che siamo quelli che pagano il conto, la possibilità di sapere con precisione perché e per come paghiamo, è assurdo, è assurdo. Infatti l'anomalia è questa, perché spesso anche i conti che alcuni hanno fatto di confronti, il confronto è tra la regione che fa da sola, costruisce da sola l'ospedale e la regione che invece si affida a un consorzio. Allora chiaramente quello che sta avvenendo, che viene fuori da un'analisi banale dei conti, è che non conviene affidare, cioè non è convenuto affidare, perché spende 1,6 miliardi, ho dei problemi sulla concorrenza sulle piccole imprese, ho comunque questi maggiori, pago persino di in più, là è una cosa che non ha senso. Ha senso evidentemente perché sposti i soldi da un pubblico che è tutto di trasparenza e anche con le funzioni molto risicate, a un privato che a quel punto a mano libera ha soldi anche, alcuni vanno anche indietro. Dicono a rinforzo, anzi no, per contrastare questa, ma se il pubblico avesse cominciato a fare l'ospedale di Mestre l'avremmo avuto nel 3000, invece vedete
che io l'ho costruito in 5 anni, allora pagate anche il fatto che avete un ospedale. Ora, il Mose è una cosa diversa, cioè lì siamo in concessione diretta proprio, cioè lì abbiamo non solo secondo me, anche secondo l'Unione Europea, che infatti ha fatto in diverse occasioni ha segnalato che come procedura è assurda, non si può avere in concessione gli studi, la progettazione, l'esecuzione, cioè tutto un unico soggetto. A questo proposito bisogna dire che le cose sono messe talmente il Consorzio Venezia Nuova ha operato con tanta forza, anche al di là della cattiva volontà di chi l'ha gestito, intendo dire, al punto che se tu lavori per il Consorzio Venezia Nuova stai agli ordini di Mazzacurati, se tu lavori fuori dal Consorzio Venezia Nuova stai agli ordini di Mazzacurati lo stesso. Perché il centro di spesa è talmente forte, tali e tanti sono i soldi che girano, che diventa riferimento per tutti. Voglio dire, io sono un'impresa che lavora, ad esempio, dentro lo Consorzio Venezia Nuova, poi vado a lavorare anche fuori, trovo un tizio, lavoro o sono in concorrenza con un'altra impresa che non lavora nel Consorzio Venezia Nuova. Questa impresa minore nuova che incontro deve stare attenta quando ha a che fare con me, perché altrimenti misteriosamente si crea il vuoto attorno e questo qua non lavora più. Tutti, per necessità di cose, indipendentemente anche dalla cattiva volontà del Mazzacurati, fanno riferimento al più grosso con il quale ti devi misurare, e il più grosso dilaga, come si è dimostrato con la lettera che vi ho citato prima. Mazzacurati che gestisce i collaudi nelle fattorie, a parte che il collaudo dovrebbe essere una cosa che viene fatta da un terzo, ora un terzo che viene assoldato in questo modo, che terzietà può assicurare. Da notare che questo Liberani ha fatto veramente il collaudatore anche per il Consorzio Venezia Nuova. Il Consorzio Venezia Nuova ha speso dei soldi e c'è anche una battuta che dice: tanto sono in acqua, chi è che va a controllare? Posso chiederti, il consorzio, no, Venezia Nuova è nato come una creatura del PD perché c'era Zanda? No, il Consorzio Venezia Nuova ha avuto come direttore generale all'inizio Zanda, ma è nato come una legge. È nato con una legge dello Stato. Questo qua è il punto serio, cioè il Consorzio Venezia Nuova non esiste perché c'è una volontà di imprese che si sono associate. Sì, ci sono le imprese, poi chi era dentro, chi era fuori che è stato fuori, chi era dentro ha cominciato anche a erodere e a comprare le quote degli altri, per cui adesso la Mantovani lì dentro conta 60 su 100, cioè la Mantovani è l'azionista di riferimento, o direttamente o attraverso. Ultimamente ho letto sul Gazzettino la composizione del Consorzio Venezia Nuova, che è la prima volta che il nuovo direttore generale, che si chiama Ernest Redi, è andato in commissione salvaguardia del Comune di Venezia e ha presentato le carte la prima volta, saranno 20 giorni fa, e quindi dice: ecco qua chi siamo noi. Segue una cosa che se avete il GPS potete darne fuori, cioè nomi e numeri e incastri per 2 colonne e mezza, taglio, perché io conoscevo già il risultato, per questo motivo ve lo dico, perché mi avevo informato, ma se devo farmi l'idea di quanto Mantovani, quanta sia la quota di Mantovani, mi ci vuole una giornata di studio, cioè devo mettere insieme tutto, fare le somme e capire gli intrecci. E il risultato, vi anticipo, è circa il 60% che mi ha detto Mauro Fabris. Dunque sarà uno che conosce, essendo il presidente della società, che conosce la composizione. Però stavo dicendo, dello Stato non vuol dire niente, però qualcuno. No, la legge ha istituito
il Consorzio Venezia Nuova perché si pensava di far presto, così mi ha detto in un'intervista De Michelis, Gianni De Michelis, che all'epoca è quello che infatti suggerisce il meccanismo. Però Gianni De Michelis, il giorno proprio che hanno arrestato Mazzacurati, in intervallo ci eravamo messi d'accordo per un'intervista così, era tutt'altro genere. E dunque, però, essendo il giorno in cui c'era stato l'arresto di Mazzacurati, veniva naturale domandargli cosa ne pensa. E lui ha fatto dice: io intanto sono molto fuori, sono 20 anni che non mi occupo più di Venezia, vivo a Roma, eccetera, eccetera. Ma resto molto meravigliato perché ai miei tempi si diceva che era per far presto, cioè io so che questo meccanismo è stato inventato per far presto, però so anche che, vi ricordate, il primo modulo del Mose attraversa il bacino di San Marco trainato da rimorchiatore, c'è quella foto famosa in copertina del mondo con il titolo Le idiozie che costano miliardi, però questo era il titolo del mondo, ma il modulo passava davanti, era 1989 e il primo modulo era già pronto, i primi 4 sono stati messi in acqua qualche mese fa, marzo non è stato. C'è di che meravigliarsi delle lungaggini, però se c'era da fare questi se c'era da lucrare. Un'altra cosa a proposito di lucrare, che insomma, i ricordi vengono al di là della scaletta, dicono gli inquirenti, dice la magistratura di Venezia, che il consorzio ha speso in tutti i modi, finanziava chiunque, perché i soldi che arrivavano dovevano essere spesi, tu non potevi tenerli, se non li spendevi gli scavi che si chiudeva il progetto. Allora hanno finanziato di tutto e di più, e questo è anche il motivo per il quale il consorzio sta bene a tutti, perché se tu mi finanzi 500.000 euro all'anno la biennale, 500.000 euro la banca degli occhi, poi dai i soldi al cardinale Scola, finanzi tutti, fai i progetti, fai anche i film, non so, di Carlo Mazzacurati, combinazione, però cioè do soldi a tutti, dunque ho un lato, un senso come minimo, professori universitari, ricerche, Allora, da sabato scorso sappiamo che ufficialmente Venezia è partner dell'Expo di Milano. All'Ateneo Veneto sabato scorso abbiamo sentito parlare di 70 progetti tra cui San Giuliano, eccetera. Immediatamente ho letto sulla stampa un signore, adesso il nome che non me lo ricordo bene, ho sentito tipo Materazzi di Venice qualcosa, che ha detto immediatamente di essersi innamorato di Forte Marghera. Ecco, lo dico soltanto, stiamo attenti, perché l'acqua, se c'è una cosa preziosa ed etica, è l'acqua, e Venezia è partner per la tematica dell'acqua. Quindi bene ragazzi, siamo contenti, no? Siamo stimolati. Venezia, c'è un aneddoto, mica tanto aneddoto, è proprio successo questo. Allora, quando arrestano Piroso Baita, la mattina del giorno 28 febbraio, fanno anche una perquisizione a Veneto Strade. Allora, vanno a prendere Venezia alle 7 di mattina, lo portano in ufficio e lui presente passano al setaccio delle carte, poi prendono quelli che interessavano alla procura, li scatolano e se ne stanno andando, e Venezia dice: devo venire anch'io. Testuale. No, mi hanno detto per il momento, non so. Ma voi vi rendete conto? L'ingegner Silvano Vernizzi, presidente direttore generale
amministratore unico di Veneto Strade, segretario generale, segretario regionale ai trasporti, cos'è? Cioè già 3 o 4 stipendi, cioè uno che si aspettava di essere arrestato, cioè trovava normale magari in galera, cioè la dice da sola, è come una vignetta senza parole. Chi aveva vissuto il 92 aveva visto come erano andati tutti gli altri e quindi pensava che si ripetesse il 92. Invece il 92 non si è ancora ripetuto perché la politica l'hanno lasciata lì adesso. Hanno fatto tutto il resto. Comunque deve venire fuori un buone dei curriculum. Non è finita la storia, no? Chi lo sa? No, rispetto, infatti adesso mi incuriosisce, scusa Michele, domanda che faccio io a te. Ma questa cosa dei misi che ha detto Rai 3, Ha detto così, ha detto stringendosi alle spalle, dice spero che non si areni la ricerca che avevo iniziato, eccetera. Io non sapevo niente perché non sapevo il suo nome, non conoscevo niente del fatto che c'era la Guardia di Finanza, se no perché ha detto così. Ho sentito proprio nelle sue parole il fatto che stai dicendo tu, cioè che l'hanno assicurato, perché era chiaro, uno non fa una dichiarazione del genere, altrimenti. quando è che era è successo quando Il giorno stesso che doveva andare io, il giorno prima, era lei che l'ha intervistato e lo sentiva. Non ha fatto una grande affermazione, ha fatto quell'affermazione che ti fa capire che insomma era incazzatissimo ma non poteva dirlo, insomma, basta. Beh, voi sapete che tra le cose tremende che denotano questo intreccio che c'è, allora Mantovani trovano la minuta dell'ordinanza di custodia cautelare per lui, la minuta dell'ordinanza di custodia cautelare di Baita stava nell'ufficio di Baita da giorni. Perché non è scappato? Aveva evidentemente Avevano già deciso anche quanti soldi doveva pagare per pagato. allora e io mi sono sempre chiesto Pierzotto Baita, che non è, vi garantisco, uno stupido neanche un po', e che è stato in carcere, è stato arrestato nel 92 al paese di Tangentopoli con Cremonese, è stato processato ed è stato assolto per non aver commesso il fatto nel 94. Allora, uno così, quando lo arrestano, il giorno medesimo che c'è questa notizia, cosa pensate voi? Io ho pensato, un'ora sta dentro, che questo qua ha una assicurazione sulla vita, fra virgolette, vero? Perché non vado in carcere un'altra volta, so tutto di come ugualmente. È stato in carcere 106 giorni. La sua assicurazione sulla vita qual era? Perché doveva essere assicurato, per forza. Allora, non era, adesso vi spiego io che cosa com'è, che voi mi dovete mollare, eccetera. No, era che lui non doveva essere incarcerato, lui pagava tutti perché infatti la prova è che l'ordinanza di custodia cautelare, la minuta stava nel suo ufficio da giorni, e allora la sua assicurazione sulla vita era scaduta perché la miseria l'hanno preso, non era previsto non prendessero. Poi invece è stato anche lì c'è una cosa che andrebbe molto esplorata. A un certo punto gli avvocati difensori, che sono Pierini e Longo della nostra casa madre, vengono sollevati, lui non li vuole più. Adesso diciamo Prosetti di Vicenza più un altro e decide di collaborare. C'è una virata quando lui capisce che è una cosa piuttosto seria, capisce che non solo lo posso buttare a mare, l'ho già buttato a mare, ma gli posso far prendere un caffè tipo Sindona. O lo possono suicidare. Il prossimo
anno ci sarà il rinnovo della giunta regionale, mi pare. 2 anni. Per 2 anni. Nella gente comune, tra virgolette, c'è la percezione, chi compra i giornali, di queste cose, di questa situazione? Io posso dire, per quanto mi riguarda, che sto libro qua, che sto parlando con Paolo di Posti, io trovo che ti dico un sacco di gente e vado anche, cioè questo libro c'ha una vita sua ed dimostra di aver riempito uno spazio che prima non c'era, e quindi anche se sono tante cose che sui giornali c'erano, anche prima di tutto sul Mattino, sulla Nuova, insomma, sui giornali dove scrivo io c'erano, però giorno per giorno le persone si dimenticano. Invece un libro sembra una storia tutta diversa, sembra che per cui c'è sicuramente bisogno di sapere, e quindi inversamente c'è gente che non sa, e la prova è appunto che un sacco di persone mi chiamano di qua e di là, però c'è anche in positivo che se ne parla di più, secondo me. Questo che cosa può servire? Non so, perché qui bisognerebbe entrare ecco, lui potrebbe dire, cioè uno che ha una mente organizzativa del dissenso, giusto? Potrebbe dire che cosa fare, cosa succederà. Beh, non mi direi che sia impressione. No, ma se facciamo sulle persone, no, ma è veramente difficilissimo. Cioè, il tema della manifestazione del 30 scorso era proprio contro le grandi opere e il Project Finance, quindi questo è già un salto di qualità, non c'era mai stato. 162 comitati. 162 e in nessuna parte d'Italia c'è mai stata una cosa così. Ringraziamo Albino soprattutto, che è stata la chiavetta che ha mosso in moto sta roba, però è evidente che tutti i citi Sant'Orso, ma si possono citare quelli della Piedemontana che su questa cosa hanno fatto l'ira di Dio senza arrivare a nulla, perché ero anch'io lì sotto da Vernizzi, quando Vernizzi gli vietava di leggere la convenzione, quando non si sa il meccanismo che non è ancora stato detto, per cui sei in Project Finance ma non rischi nulla, perché se per caso tu non c'è il guadagno paga la regione, questa è la cosa, il motivo per cui non vogliono renderla pubblica. Ho beccato Chisso che stava entrando, e Renato qua c'è qualche problemino di trasparenza, so che ti sei una brava persona, così dica a Vernizzi che per favore che faccia mi pare al minimo, no? E Renato non so niente, adesso vado su a Vera, perché questo è stato esattamente il colloquio con Chisso. Questa cosa qua è il Chisso, il Vernizzi, aperta parentesi, Vernizzi è una pedina di questa storia qua. Vi dico una cosa che potreste ridermi dietro. Io quando ho fatto l'assessore, 1 anno e mezzo l'assessore, dopo 1 mese e mezzo che ero assessore a tutto il mondo, perché già tutti in aereo, per cui mi hanno dato, ti ricordi, i lavori pubblici, l'umanistica, i trasporti, l'ambiente, le cave, il parco, tutto il territorio, e succede che a Rovigo c'è stata una pietra e c'è stato un tecnico, un ingegnere che è stato soggiornato per 2 giorni ed ha risolto un problema, era Vernizzi. L'unica lettera di incontro che ho fatto nella mia vita è stata a Vernizzi, pensate voi. Ma era una persona che era a Rovigo, messa lì a tenere aperto una chiusa. Ok? Perché era messo lì? Perché era un uomo di fiducia preso dalla Lia Sartori, la Lia Sartori non è andata in galera per sbaglio quella volta quando sono andati in galera tutti, e lui l'hanno mandato a Rovigo. Forse è stato figo stesso, magari non mi ricordo, l'hanno una pedina così. Questa gente che ha un potere così enorme, come fa a stare in piedi essendo quella cosa lì che ho detto? C'è una persona che può mettere a posto, insomma, votare una cosa, vedere più di tanto, perché c'è un ingranaggio che è un ingranaggio enorme, che scardinarlo è un problema, perché tutto questo, l'ingranaggio è fatto sì di quei 4 politici intercambiabili, perché lui ha spiegato bene come Zaia ha sostituito Galan e ha cambiato pochissimo, qualcosa è cambiato, ma pochissimo, dettagli in confronto al centro, dettagli. I politici come Chisso eccetera, ma non sono grandi politici, in Veneto non abbiamo grandi politici, non c'è l'uomo che forte che dici caspita, di
fronte a quello tutti quanti si tirano indietro. Non c'è, assolutamente. Ci sono poi a fianco loro i tecnici, se guardate chi è sotto nel processo per i ponti di Calatrava, vedete i famosi collaudi, i tecnici che vengono pagati con i collaudi. Lui prima ha fatto l'esempio del collaudo, non è un dettaglio il collaudo, tu con un collaudo, uno di quelli, raddoppi il tuo stipendio, con un collaudo di quelli, il stipendio annuale di quelli, non mensile, tu ti sei messo a posto per la pensione. Allora, questo giro qua dei collaudi è un giro che fa sì che tutti quanti i tecnici apicali sono tutti quanti assieme ai politici apicali. È difficile che uno sgarri. Quello lì trova subito il vuoto attorno. Per cui mi ricordo quando ho fatto lavori pubblici, per esempio, ho visto che i collaudi li facevano sempre gli stessi, quelli grossi, ho detto, ma la legge non dice che bisogna fare la rotazione, ma non c'è un elenco di così, ci sarebbe. Allora, cominciate con le lettere alfabetiche, è successo di via dall'asta, che era il capo dei lavori pubblici quella volta, per 3 mesi non mi ha assolutamente voluto dare l'elenco dei collaboratori. Poi si è pentito, devo dire che si è pentito veramente, è andato anche in pensione, perché ha capito che la cosa era proprio al di fuori di ogni etica, ma il meccanismo era un meccanismo consociativo, dalla quale i tecnici, i politici, gli avvocati, fondamentalissimi gli avvocati. Quando abbiamo fatto per fare il referendum sul Frogenes, fondamentalissimo l'avvocato che ti dice non si può fare, fondamentalissimo, e il sindaco che dice ce l'ha detto l'ufficio legale, fondamentalissimo. Questa roba poi vale per tutto il discorso del Project Finance di prima, no? Ma i suoi avvocati, certo, se hai il maldestino come avvocato, certamente ti dirà che non si può toccare. È evidente, cioè il meccanismo degli avvocati è illegale e centrale. E poi c'è la stampa, il giro dell'informazione. Signori, sappiamo sul Mose cosa succedeva a Venezia, cosa sta succedendo, cosa è successo. C'è un paio di giornalisti che rompevano la cerchiamento, un paio, uno va in pensione molto presto, mandato via, tranquillo, contento, a destra, e l'altro Vitucci, che un giorno dice una cosa, l'altro giorno lo bastonano, l'altro giorno cerca di ridirla. Questa storia qua non è mica una fesseria, insomma, no? Non è mica l'informazione, cioè dice, ma la gente lo sa queste cose qua, ha voglia di sapere, non riesci a connetterlo, un gioco così. Se un giorno ti dicono una cosa e il giorno dopo esce un articolo che dice esattamente il contrario ed elogia esattamente ciò che il giorno prima era stato detto che aveva un problema, non capisci più niente, non capisci più niente, neanche quelli più svegli, sono quelli che vanno dietro alle guide, ma sono pochi, come Renzo, voglio dire, come anche mio fratello, cioè quelli che stanno nei gangli. In senso, senza interromperti, quando si legge un giornale, non leggiamo un giornale e basta, seguiamo un giornalista, una firma, cioè impariamo a seguire un giornalista di cui ci fidiamo. Scusa, Certo. Comunque fammi finire. Questi gangli non sono finiti qua, attenzione, c'è la magistratura dopo. Quante denunce sono state fatte assolutamente fondatissime sul Mose, per esempio? Ma sapete che non è andata a fondo neanche una, ma fondatissime. L'Unione Europea dice che non si può fare e invece si continua a fare. Tu fai la denuncia su queste cose qua e la magistratura archivia. Ma quante? Cioè, voglio dire, non c'è mica solo Casson nella magistratura, tanto per capire, insomma. Ricordate i dirigenti Montedisio che al primo giro li hanno assolti, no? Ed era magistratura democratica e il giudice. Il paradosso secondo me più grande di tutti, intanto il lavoro che hai fatto qua in questo libro è straordinario, perché io sono un tecnico da anni ambientalista, ci conosciamo 10 anni che lavoro, non ho mai capito il tema, l'ho capito solo con questo libro, quindi io l'ho sottolineato come un saggio, perché questo è lo scopo, io lo dico a tutti, cioè bisogna prenderselo con la matita, segnarsi i pezzi, poi cercare confronti, andare a capire che questo... Allora il paradosso è che i giudici hanno letto il tuo libro e hanno aperto l'inchiesta. Allora io dico, però scusami, perché una cosa è fare il giornalista, una cosa è fare l'ambientalista, altra cosa è fare il giudice. Cioè se tu fai il giudice, cazzo, a parte questi che poi sono partiti, ma tutti gli altri, tutta la struttura di controllo della pubblica amministrazione, non fai il suo mestiere. Allora cosa servono tutte queste mega strutture? Fammi finire la lista.
giovani letterati che ogni anno hanno un libro pubblicato dal Consorzio Venezia Nova. Ma pensate che non contino niente tutte queste cose qua. E tutti gli incontri, tutti i convivi, tutte le feste dove c'è un buffet da matti, eccetera, eccetera. Se capitate per caso le abbuffate, per carità, però pensate chi paga e poi dietro cosa c'è. E via, cioè il meccanismo è un meccanismo infernale. Allora dice, allora abbiamo perso, perché siamo a 1984 di Orwell, il Grande Fratello, non si capisce più, non è vero, perché poi a un certo punto fanno pagare tutta la gente, perché il discorso di Sant'Orso, di questo ospedale qua, a un certo punto scoppia perché non dai più i soldi ai portatori di handicap, perché non fai più i servizi alla maternità, perché chiudi le case. Allora noi dobbiamo fare il cortocircuito fra queste due cose che non si fa mai. E questo ha anche la forza, però nel libro non c'è più di tanto, è stata la forza di questa chiacchierata di stasera che ti fa vedere questa cosa, no? più che il libro in sé, che il libro ti mostra una realtà. Poi ne viene un'altra, quella della povertà che procede, e il cortocircuito bisogna farlo fare, ed è difficile. Ci sono delle persone che lo sanno fare, tipo il Cerasi che riesce a leggere il Project Finance, o tipo quell'altro che sa spiegarti quello che hai detto tu, che non mi ricordo come si chiama, i Cicconi, ma sono pochissime. Tipo il baby data che ti conta, che ti fa il conto sulle grandi navi, cioè queste persone qua che sono gli economisti, e i signori, guardate che potrei raccontare un episodio, non lo racconto perché è stato per troppi anni mio amico, di un professore di Ca' Foscari, non dico neanche il nome, ma che di fronte, io ero consigliere regionale per Oltre, era il 99, l'ultimo anno, commissione sul Mose, e si confronta l'alzare Venezia rispetto al costo del Mose. Il conto del costo dell'alzare tutto quello che è stato fatto con Insula, eccetera, ma non si è fatto su San Marco, eccetera, il conto era decuplicato dai 4 saggi famosi. Vi ricordate i 4 saggi di cui uno era Paolo Costa, che poi è stato sostituito da Muso, eccetera? Era decuplicato. Ho detto, ma come mai è decuplicato? Ah, ci siamo sbagliati, perché il costo per metro quadrato abbiamo messo quello che riguarda la Basilica di San Marco. E non è mica la stessa cosa alzare l'Insula di San Marco e alzare la fondamenta degli Ormesini, non costa uguale, 10 volte di più. E allora il conto andava tutto a favore del Mose e non a favore dell'alzare Venezia. Questo è un episodio, io me lo sono messo qua, ho chiuso un'amicizia su quel punto lì, perché lì capisci, i 4 saggi erano strapagati, anche quelli. Chi erano i saggi? 4 saggi internazionali, non importa. No, fermiamoci qua. Ma era per dire che il meccanismo, e questi sono gli scienziati, se tu parli con un professore di architettura ti dice quanti soldi arrivano ai professori, ma allora il preside di architettura che fa l'imbellettamento del Mose si fa pagare per fare uno studio per imbellettare il Mose, è chiaro che è un preside di sinistra, non è mica un preside di destra, signori, cioè, non stiamo parlando di Berlusconi cattivo e Prodi buono, stiamo parlando di Prodi e Berlusconi, entrambi, come si dice, grandissimi sponsor del Mose, entrambi, con Di Pietro sotto e con come si chiama il ministro, non mi ricordo, di Berlusconi sotto dall'altra parte, uguali, e Paolo Costa come centro. Allora, e poi di tutto questo guardiamo le amministrazioni locali, lo zero. Io qui non faccio più, io dico non sparo più perché sulla Croce Rossa non mi devo sparare, non sparo più qui, perché è la cosa che diceva prima Renzi, tante volte loro proprio non sanno. Quando ho detto di Padrin, presidente della commissione, è verissimo, no? Se uno conosce Padrin è evidente che è così, no? C'è problema. Ma guardate l'amministrazione locale e vi domandate, ma come fanno questi signori a tenere botta a uno come Baita? Ma se li mangia 10 volte questi qua. Va lì e lo spiega e li convince tutti. Io l'ho conosciuto Baita, era l'uomo che pensava per conto di Cremonese, poi è diventato l'uomo che pensava per conto di Galà e poi l'uomo che pensava per conto di Israele. E i signori qua sotto, come fa Rossoni a tenere testa a questi? Come fa? Il nuovo assessore all'urbanistica che non sa, che non è un urbanista, a far fronte a queste cose, non possono. Terrazzi, non possono tenere
Per cui il meccanismo è difficilissimo, si può rovesciare soltanto veramente con una mazza di quelle che non guarda più in faccia a nessuno. Veramente c'è di quelle cose che bisogna, e ha tentato qualcuno, attenzione poi, perché per esempio quando abbiamo chiamato quella volta Ripa di Meana a fare il candidato fallito, si sapeva, ha attaccato il Mose soprattutto, ha attaccato il Mose, il consorzio ha fatto una querela di quelle, era lì erano miliardi, alla fine bontà loro hanno chiuso la partita perché stavano distruggendo la persona, io lo so perché dopo, per anni, è successa questa cosa qua. Chi va contro questi poteri certe volte si trova stritolato anche da sti livelli, perché non sono i meccanismi, le nuove leggi. Posso dire, ho finito. Era per dire se possiamo domandarci come mai è questo, è una connessione. Quando è troppo pessimista, allora aspetta, vi dirò che anch'io ho beccato una querela da Gemmo Impianti che voleva €500.000 da me, figurati quanto avrei dovuto pagare. Era un articolo scritto su di loro relativamente ad appalti. C'era un giudice a Roma Valentino che era dato torto, era il 14 giorno di San Valentino, il 14 febbraio di quest'anno. E quindi c'è anche, voglio dire, a Roma, sì, perché era assieme alla Repubblica, siamo andati a venire là. Perché infatti anche qua è strano, io ne ho scritto e non è successo niente. È passato Alberto Stadera che ha scritto su Repubblica quello che ho scritto io citandomi, querelati tutti e due. E qua, ecco, vi do un'altra chiave. Io ho spesso pensato che nel Veneto potevi scrivere quello che succede, che volevi, non capitava niente, però fuori dal Veneto c'era appena una cosa andava fuori dal Veneto. Ad esempio, nel 2006 io ho fatto un inchiesta sugli appalti, fino al 2006, che nel 2007 l'Espresso non mi copia, insomma, però il grosso del materiale l'avevo dato io. Era venuto giù Gigi Riva, che conoscevo perché era stato direttore del zona di licenza, insomma, tra l'altro bravo, e lui quando l'Espresso ne ha scritto con il titolo La galassia Galan, è venuto fuori vi quereliamo dalla giunta regionale, Galan, Chisso, vi mangiamo le rotative, tutte falsità, poi la querela non è stata fatta, non hanno fatto niente, però bisognava dimostrare all'Italia che quel servizio dell'Espresso era fondato su nulla, era sbagliato, era falso, che avrebbero pagato i danni, il fio, eccetera, anche se poi non hanno fatto per niente, non hanno spinto fino alla querela vera e propria. Per cui io mi sono dato questa spiegazione. Dentro al Veneto sono tutti garantiti, c'è una solidarietà generale che permea. Fuori dal Veneto non erano ancora messi così, e quindi bisognava difendersi, bisognava far capire chiaro che quel servizio era sbagliato, che si sarebbe proceduto legalmente, eccetera. Con una conseguenza, codicillo, molto amaro per me, che io potevo scrivere quello che volevo, ero funzionale perfino. Hai visto che Mazzara può scrivere? Noi siamo democratici, lasciamo che si scriva anche questo, togliamo anche questo. Cioè, era perfino funzionale, ma negativo. No, questo mi riferisco al 2006-2007. Qui questo libro mi ha meravigliato prima di tutto l'editore, oltre a me anche perché insomma, quando uno scrive un libro è chiaro che si augura che venga pubblicato, che venga letto. Però il fatto che sia stato ristampato 8 volte dimostra che sembra, come dicevo prima, un'altra storia. Se messo assieme tutti questi episodi qua fanno sembrare la nostra vita sociale degli ultimi 15, vita politica, economica, degli ultimi 18-20 anni, una storia di un
altro posto. Pensa che perfino dei consiglieri regionali, Massimo, che hanno vissuto, mi hanno detto, sai che però non la conoscevo neanche? No. Loro che erano lì, per cui... Perché è interpretato, cioè quello che dicevo prima, questa è un'interpretazione, io spesso ho letto gli articoli sulla stampa, però uno non può avere, la realtà nostra è molto complicata, cioè le grandi opere che ci sono tra Venezia e Veneto sono tra le più grandi che si fanno in Italia. Là sono idrauliche, ingegneristiche, impiantistiche, abbiamo qui anche, cioè sono difficili, quindi capire tutti gli strati in cui sono fatte è già difficile. Capire il disegno è impossibile, tu qui hai messo il disegno e l'abbiamo tutti capito adesso. Comunque la cosa strana che diceva lui è che non ha avuto una spiegazione, è strana questa cosa, cioè, vuol dire, no, non è strana nel senso che qui dentro troviamo cose vere, insomma, questa è la cosa che va sottolineata, cioè uno non legge le incazzature di un giornalista. Renzo l'hai anche presentato con Galano. Ah sì, cosa diceva quella volta Galano? Sei presentato con Galano, ci credi quello di così, ho visto si vede la foto se Galano e io ho invitato anche Galano e lui è venuto, è venuto, dice testuale, era venuto per informarmi che stavolta querelavo Mazzaro e ne avevo parlato anche con Ghedini, però devo dire che invece stavolta Mazzaro è stato attentissimo a non farsi querelare. Perché il fatto che tu dici che io allora dico, ero una vicenda di cui io sto sempre attento. Però una volta però dice siamo stati querelati assieme a dice perché dice io devo dire che tutto quello che è scritto su questo libro è vero, questo è testuale, perché dice io avevo il potere e cosa deve fare uno che ha il potere se non esercitarlo? Io l'ho esercitato pesantemente, si capisce. Cosa deve fare uno che ha il potere se non esercitarlo? Allora avrebbe dovuto dire, secondo me, nell'interesse dei Veneti, non solo di quello dei pochi e dice lui, io non ho detto questo, ho detto cosa deve dire allora un giornalista che si sente dire che è tutto vero? Cioè questa è una medaglia, attacco. Allora lui dice no però sei stato fazioso, non hai scritto, dice che la mia politica estera, dice poi il classificatore cita 2 o 3 robe, io dico ci voleva la secondaria 20 anni, che allora per scrivere questa roba. Allora uno in prima fila dice, possiamo scrivere un altro libro? E l'altro dice, no, però stavolta lo paga Galan. E poi così un siparietto che era simpatico, invece quello che è scritto nel libro non è niente simpatico. Vediamo qua, va bene, l'ultima campagna. La situazione è questa, no? Però diceva prima che magari se si esce con delle notizie fuori del Veneto non si sa esattamente dove si va, cioè, sembra quasi che sia un mondo più puro di quello che c'è nel Veneto, sembra di capire, no? O mi sbaglio? Sembra quasi che più puro. No, gli ma diceva prima, quantomeno per quanto riguarda il discorso dell'informazione, no? Cioè, parlare di avvenimenti che accadono nel Veneto non mi succede niente, mi sembrava di capire, ho capito male. No, ho capito giusto, ecco, quindi sembra quasi che fuori del Veneto sia una realtà quasi più sana, o no? No, sta tirando una conclusione indebita, non è così. Io ho citato un fatto che è anche episodico, cioè riguarda un periodo preciso, era 2006-2007, perché le mie querele che sono beccate lo dice tutte, comunque. Ora, considerato che per l'appunto sappiamo che la realtà italiana di fatto non è una realtà sana, no? Ecco. E su cosa possiamo eventualmente pensare poco di contare su cosa, cioè su delle singole persone che magari
in qualche organismo pubblico possono essere meno corrotte, possiamo pensare, non so, che entrando in Europa, magari considerando che forse a qualche livello europeo più a nord di noi c'è meno corruzione, cioè cosa si è fatto poco idea eventualmente su chi si possa dare, oppure quello che ha detto prima quel signore lì mi sembrava interessante, cioè un collegamento con quelli che ci sono già sulla piazza, per dire che comitati che agiscono, che sono presenti, che conoscono dei passaggi, che stanno facendo delle attività. Il comitato di Sant'Orso che ha presentato risposta alla Corte dei Conti, cioè, voglio dire, come cittadini non è che abbiamo grandi possibilità se non quelle di essere presenti politicamente, e qui bisogna scegliere il veicolo, come direbbe un economista. Cioè, quella è l'unica strada, cioè essere presenti politicamente. Perché da simboli mi pare proprio. E anche in molti